Buonasera a tutti, abbiamo sbagliato sigla di partenza, va bene, non fa che nulla. Andiamo da davanti su Matessi, che la sigla di partenza, come non me la sappo, va bene. Entriamo diretto in merito adesso, come si presenta Toya Saida, si presenta De Goi, che non ho bello che lo biaitino è oro uno pacchetto poscaro, uno loro adesso scuccolo so che ha che cornice a questa bella id. Bene, che entriamo in merito sempre a questo articolo scritto da Luciano Piras, questo non è un borgo, nessuno ha nulla contro il borgo sono altrettanto bello, ma sono nati due. Invece non che bisogna salvare, e noi si bidasa la secchiamo da cavare, poi scraro chi la compressione culturale esterna è talmente alta che viene da vista stato posto il nome del borgo, antico borgo dei tenores, molto che hanno chiamato antico borgo, è già molto in partenza, va bene. Andiamo da innanzi e facciamo del suo tempo su Saravallo, allora coccolato, mese coccolato per tutto da dire, in effetti le nuvole non se ne presenta a Galo, però qualcuna è cominciando a si scambiare. 29 gradi temperatura massima, e che 8 gradi sa minima. Pocrasa, domenica, amolo che lo libero potuto da dire, pensi che a ora da essa strese, chi coccolata e non si mostra pure un pacco di abba, che sovente prochente le probabilità, quindi potete che non prova pure. O 29 gradi sa massima, 6 gradi sa minima. Bene. Vediamo qualche toccamento del bello, eccolo qua. Augurio di buona fortuna di tutti su chi si desistono a Antonella Serra e Andrea Giovanetti. Tanta dia di contentezza e allegria che sa de oie, vos colore sa vita, a voi e a sa famiglia che siete informati. Bene, auguri Antonella e Andrea. Poi vamos toccamentos che riguardano la esta del suo miracolo, ecco qua, poi su 30, poi su 27 scusate, esettamo i ricchi e poveri, che bisogna restato, sono solo due, no, ma comunque sono sempre i ricchi e poveri, hanno sì che da cantare, queste belle canzoni che hanno cantato fino a Como, a essere su 27 a Saldecche in Piazza Sproni, in todo eso eventos de esa esta de su miracolo. Non manchettasa che sicuramente basta di si divertire fino a poi questa baracca, Chintotto, la birra, la spina, insomma, avremo torna in festa, come lui poco tempo già che te in corte aperta. Bene, esatto l'appuntamento è su 30, che questa processione solenne con la partecipazione dei fedeli, dei cavalieri di Bitti e di Pattada, dei gruppi in costume di Bitti, Bonobo, Galtellì, Gonnesa, Nuoro, Osilo, Sorgono, Villa Urbana e poi a Sero, ore 20, Corte del Miracolo, serata folcloristica con i gruppi folk, la Bitta di Bitti, San Michele Arcangelo di Bono, tradizioni popolari dei Garteddi, non si comprende poi tradizioni popolari dei Garteddi. Ma tradizione popolare dei Garteddi, di Galtellì, Sant'Andrea, di Gonnesa, Nugoresas di Nugolo, a Manutenta di Osilo, Sorgono di Sorgono, Biddo Brama di Villa Urbana, e con il tenore Mamoiadino di Mamoiada, Concordo Bolotanesu, Sant'Ubacchir de Bolotona, Mialino Pira de Bitti. A seguire balle in piazza con ballate voi. Presenta la serata Francesco Spani. E quindi vamos tutta questa bella cosa, saremo storra in festa.
Bene, rammento los camminadores, chi si iscrivono, per informazioni rivolgiti al tuo comune o scriviti a Caminadores Croccheda ASL numero.it. Aderisci anche tu nel gruppo del tuo comune, gruppi di cammino, tu non des essere mai solo in cammino. Bene. E andiamo a su poeta nostro, che come rappresentante in questo bello manifesto, e questa bella poesia. Da questa è una poesia a Erodoto di Ioanne Villa, solo Sumacco sa guerra preferiti, a sapacche, tant'este chi si bapacche, tra babbe e fissu, nuda si disfacete e su progresso naturale periti. Ma si batta guerra, nuda si confacet, mori su fissu e su babberiti, sa mama e su babberiti, sa tumba a su venturo chi scoberiti. Desessere morto e pruere siacete, desessere morto pruere siacete. A oie, do amizza che in bichentos annos, binnacolatu annos da e canno, potimuru stare poi scontentolo. Erodoto, l'annato da etanno, ma che a tanno semo discontentolo, aspeanne, cannata bennere, canno sapate. Ioanne Villa. Vabbè. Scusate se non la posso bene, ma a volte se sbaglio non leggo esprima e vabbè, il tempo non ha più tempo. Bene, andiamo alla sesta su miracolo, come abbiamo sul calendario ecclesiastico, e quindi volavo già adesso una via, però ho voluto rallegare scaricate ora. Intanto diamo ritebati in questa il Diese, allora, domenica 21 settembre, festa San Matteo Apostolo, questo è da casa, ore 7, 9, 11, 17, 19 Sante Messe, ore 21 fiaccolata di preghiera partendo dalla chiesa di San Giorgio Martire, conclusione al santuario di Nostra Signora del Miracolo. Quindi il primo appuntamento è scusto appunto chi sa fiaccolata. Bene, andiamo da innanzi, facciamo il teatro e coliamo a questo avvertimento del INPS, attenti alle truffe, è in corso il tentativo di truffa tramite SMS con l'utilizzo di un nuovo dominio supporto-INPS live / non cliccare sul link e non fornire nessun dato. Simps vorreste avvisarmi. Bene, andiamo sul giornale, parliamo di Nuoro, capitale della cultura, Corsa bis, cioè è stata già candidata a Nuoro, capitale della cultura. Il consigliere regionale Cocco lancia l'idea 8 anni dopo, dovremmo riprovarci. Possibilista il sindaco, la città ha le carte in regola, deve raccogliere tutte le sfide. Vabbè, insomma, capitale della cultura, ma vabbè. Allora, legami tra Satta e gli albanesi, come ai danni del sugo di Soino, collaborazione continuativa nelle vendite di stupefacenti, potete scrivere il complesso delle prove raccolte documenta un rapporto di collaborazione continuativa tra Satta e i fratelli Bicci, sia nella rivendita di stupefacenti sia nella fornitura di veicoli da inviare in Albania, sorretta da un rapporto fiduciario e di interesse, e questo è il cuore delle motivazioni della sentenza di condanna, 8 anni e 6 mesi di reclusione all'ex consigliere regionale ed ex sindaco di Budusò, Giovanni Satta. A distanza di meno di 3 mesi dalla sentenza del Tribunale di Tempio, con Satta sono state condannate altre 4 persone, sono state depositate le motivazioni della decisione.
firmate dal presidente del collegio Caterina Interlandi. Vabbè, insomma, non lo spronunziamo. Ares, nuova organizzazione e polemiche. Meloni, Fratelli d'Italia, narra l'azienda della salute è diventata un burosauro che ingessa le ASL, sia al lato aziendale, in un'ottica di progressivo miglioramento dei servizi. L'Ares approva il nuovo atto aziendale, si scopre dal sito istituzionale, nessuna comunicazione è stata fatta e subito esplode la polemica. L'azienda regionale della salute, in sostanza, è il cuore e la testa del sistema sanitario dell'isola, guidata dal direttore generale Giuseppe Pintor, ha licenziato il documento strategico di fondamentale importanza per l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda. A tutto ciò critica il consigliere di Fratelli d'Italia Corrado Meloni, senza il coinvolgimento della Commissione e dell'Assemblea, con la formalizzazione di una organizzazione che ne fa in pratica un burosauro. Ecco qua, questo burosauro è un termine proprio azzeccato. Il processo, il nuovo atto, è spiegato sulla home page, frutto di un proficuo processo di confronto e del contributo di tutte le strutture aziendali, disciplina la macro-organizzazione di Ares alla luce delle evoluzioni del contesto regionale e delle modifiche alla regolamentazione del servizio sanitario regionale. Delinea il funzionamento dell'azienda in un'ottica di progressivo miglioramento dei servizi destinati agli enti del sistema sanitario sardo e in generale agli utenti dell'ente. La critica alla gestione della sanità sarda ad opera del duo Tonne-Bartolazzi non manca di riservare sorprese, mentre non risulta alcuna delibera di approvazione da parte della Giunta. Il vertice Ares ha annunciato l'adozione dell'atto aziendale, verosimilmente grazie allo scadere dei 30 giorni del silenzio assenso, rispetto alla presentazione effettuata dal direttore generale lo scorso 11 agosto. Sottolinea Meloni in una nota, eccetera, eccetera, e così via. Troppo lunga la cosa. Droni per tutelare l'ambiente. Intesa fra Corpo Forestale e Protezione Civile. Arrivano i droni, in che plural drones, per la vigilanza e la prevenzione del patrimonio ambientale dell'agroforestale. Oramai non è moda, chi non batte un drone non si può presentare manco in società. È stato approvato il protocollo di collaudo, di collaborazione, scusate, tra la Direzione Generale della Protezione Civile e il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per disciplinare l'impiego dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto nelle attività istituzionali dei due organismi regionali. Lo ha stabilito la Giunta regionale su indicazione dell'assessora all'ambiente Rosanna Lacconi. Con questo protocollo, dice Lacconi, mettiamo a sistema un'esperienza già avviata con successo e apriamo una collaborazione che aumenta l'efficacia delle nostre strutture. La tecnologia dei droni non sostituisce le persone, ma le affianca, rendendo più tempestivo e sicuro il lavoro della protezione civile e del corpo forestale a beneficio dell'intera collettività. E va bene, vamo noi pure il drone, sottominare, ma poi te popissi TV non lo picca su un drone. Sì, ma io te parla con becchino il dottore, non posso guidare il drone, assumere tempo il filmare, a dare, eccetera, eccetera. La duplicazione non è possibile, quindi il drone è pure intenzionato a duplicare, ma francamente non mi serve. Non mi serve che non beste la possibilità di usare. Fondazione Occorsio, oggi la seconda giornata del festival del festival alla manifattura un loco.
rinnovabile sotto accusa, costi insostenibili. Da Cagliari l'attacco alle polemiche verde di Bruxelles, politiche, scusate, verde di Bruxelles. Il Green Deal è eurocentrico, ma il Gurpa è questa cosa. Il Green Deal, piano verde, da 1.000 miliardi per rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050, finisce sotto accusa nel palco della Fondazione Occorsio, Manifattura di Cagliari, Festival della sicurezza sulle infrastrutture energetiche. Ieri la prima, oggi si prosegue sempre lo stesso sottotitolo, proteggere il futuro, che sta indicando la direzione del confronto e gli sviluppi. Così si è scoperto, a sentire i relatori esperti, che Bruxelles ha sbagliato più di qualcosina sulle politiche delle rinnovabili. Primo a fondo, a Cagliari, manager e studiosi sono stati chiamati a raccolta partendo da sicurezza degli approvvigionamenti, competitività economica delle forniture e sostenibilità. La formula può essere considerata la cartina di tornasole a garanzia della corretta programmazione, tanto che Luciano Carta, ex generale della finanza, consigliere senior della Fondazione Occorsio, nonché responsabile del festival, l'ha ribattezzata il trilemma, gioco facile per Lapo Pistelli, il direttore delle pubbliche relazioni di Eni, tornato indietro fino all'accordo di Parigi del 2015, quando l'Europa ha cominciato a strutturare il passaggio alle rinnovabili. Una bolla oggi scoppiata, ha detto il topo margine, notate bene le Seni, quindi sul petrolio, eccetera, eccetera, quindi non è disinvolto l'intervento suo. Una bolla oggi scoppiata, ha detto il top manager, topo, mentre topo, chi non topo, perché quel percorso presentato come possibile, facile, gratuito e veloce è al contrario una difficile transizione industriale che non si fa con un click e non consuma petrolio. Le valutazioni da Pistelli, nessun giudizio di valore, non parlerei, risponde a domanda precisa a margine del pane, boh. In realtà c'è a margine del panel del test a cui ha partecipato, non del panel, a cui ha partecipato, né di illusione del Green Deal, né di autoinganno. Il dirigente di Eni fa una valutazione asettica sulle rinnovabili, è gratuita solo la fonte, cioè solo sole e vento, e no che pure il sbaglio, fate scritto solo, ma è sole e vento. Non così i minerali per far pannelli e batterie di accumulo che sono presenti in un numero di paesi molto inferiore rispetto a quelli che posseggono petrolio e gas. Si aggiunga, ecco qua che adesso il dolore del direttore del Seni, che appunto inizia a mancare su petrolio e gas, vabbè lasciamo perdere. Andiamo adelante, una gara si lo lega. Andiamo adelante, sostegno alla giunta, ma serve un confronto, noi queremos vedere su PD, le battute in un cambio, appunto Silvio Lai è diventato segretario su queste comandini, vertici delle SL, il partito farà le proprie proposte, le SL danno in mano la Todde, si scrive benissimo, quindi sul PD potete fare questa proposta schiccherete, ma l'ordine è arrivata dai Cucurelli, puscatelo dai Conte, e quindi in cui non si tocca. Eletto per acclamazione, come da previsioni, Silvio Lai è il nuovo segretario regionale del PD, un ritorno in realtà, visto che ha ricoperto questo ruolo anche tra il 2009 e il 2014, sono trascorsi 15 anni, così tanto tempo che nel suo discorso di insediamento durante l'assemblea di ieri a Tramazza il deputato si è dimenticato di ricordarlo.
non si è manco ammentato che l'hai agiato. Nel frattempo è cambiato il mondo, nel frattempo sono nate forze politiche come il Movimento 5 Stelle e si stanno mettendo in discussione a livello nazionale cose certe come il diritto internazionale e mai avremmo immaginato quello che succede in Palestina e in Ucraina. E poi cambiano le condizioni di crescita, le regioni che si sviluppano andranno sempre più veloci e saranno sempre più distanti rispetto a quelle che hanno perso il treno dello sviluppo. Ciò che accade nella rivoluzione digitale ha una velocità che rischiamo di non percepire. Vabbè. Quando si vedrà con la Presidente della Regione, le chiederò un incontro domani mattina. Non l'ho sentita prima perché mi pareva giusto essere prima eletto segretario. Subito dopo chiederò un tavolo con le altre forze politiche del campo largo. La Giunta Todi ha bisogno di una verifica. Questo è un compito della Presidente, non dei partiti, che dovranno considerare gli obiettivi di questa seconda fase di legislatura e soprattutto valutare se gli stessi obiettivi possono essere perseguiti con le stesse risorse. Il Partito Democratico si mette a servizio di un lavoro comune. Va bene. E auguri a Silvio Lai. Scanu, presidente, dopo le trattative tra le correnti, bisogna dire pure il presidente, su partito, per un po' si è temuto, non tenuto, potesse slittare tutto, quantomeno l'elezione del presidente del partito. L'assemblea regionale era convocata per le 16 e i lavori sono cominciati 2 ore dopo. Tutto era finalizzato alla nomina di Silvio Lai, corrente riformisti, segretario, ma questo presupponeva che tutte le altre aree del partito avessero uno spazio nella presidenza e a livello dei vice segretari. Così dalle 16 alle 18 la sala congressi di Tramata si è trasformata in uno spazio pieno di iscritti, ma divisi in gruppi, ognuno a valutare le proposte dell'altro. Alla fine l'accordo è stato perfezionato e come Silvio Lai anche Giovanna Scanue, che è vice sindaco di Itiri e vicepresidente del partito uscente, è stata eletta presidente per acclamazione, quindi si evita la votazione, si acclamata. Bene, turismo e agricoltura restano il vero motore. Il report della fondazione fotografa l'economia dell'isola. Una fotografia dell'economia sarda quest'anno arriva da uno specchio molto particolare, quello della percezione dei sardi, e dice due cose insieme. Primo, il turismo resta il traino, ma non da solo. Secondo, sotto traccia cresce un'idea diversa di sviluppo, più diffusa, più artigiana, più tecnologica di quanto si creda. L'isola è i raggi X, questa la radiografia del dossier della Fondazione Sardegna dal titolo Sardegna, lo stato delle cose fra percepito e ossatura reale. Nel dettaglio i cittadini sardi intervistati, campione di 1000 sardi più 1000 italiani, indicano come settori con maggiori potenzialità il turismo 78% e l'agrozootecnico ittico 61%, seguito dall'artigianato 42%, cultura 27% e commercio 25%. Più indietro, ma in risalita ricerca informatica, telecomunicazioni, poi industria, edilizia e una gerarchia molto diversa dal campione nazionale dove l'industria pesa il 35% e il turismo solo il 56%, segno che l'isola continua a pensarsi più vocata all'accoglienza e ai territori che alla manifattura, ma senza escluderla. Cioè praticamente
il turismo è stato al 78%, zootico e ittico al 61%. Intervistati, cittadini sardi intervistati, campioni di 1000 sardi più 1000 italiani, cioè, vabbè, insomma, chiaramente hanno fatto l'indagine no, che poi in Italia, l'Italia sta cuidando del suo male, meno male, messi la Fondazione Sardegna riconosce il gusto, l'italiano sono a Cudala. Rally mondiale verso Roma, Todde basta con le predazioni. Purtroppo pare che questo rally mondiale finché è stannato a Roma, piglia tutto, la Presidente attacca, non molleremo la presa, non siamo una regione di serie B, no? Resta aperto il tavolo negoziale col ministro Abodi, faremo sentire la nostra voce. E cioè? Nel Regno dei Muggini, dove arriva per inaugurare la prima giornata del Festival della Botarga, la presidente della regione Alessandra Todde usa come metafora della sua azione un animale assai distante per indole rispetto al pacifico pesce che popola gli stagni di Cabras. La scelta ricade sul pitbull, con i suoi denti che se ti afferrano non ti lasciano più andare. La presa da non mollare è la linea telefonica con il ministro dello sport, costantemente aperta, un po' come all'epoca della guerra fredda, ma non con un argomento decisamente meno globale, ma fondamentale per la Sardegna, con Andrea Abbodi, la mediazione per evitare lo scippo romano del rally mondiale. L'acqua dello stagno è a pochi metri dalla sedia di ospite, ma il pensiero vola sino agli sterrati polverosi della gallura di Alghero per ribadire che la regione non si ferma e che lei, Alessandra Todde, proprio come un pitbull, non mollerà la presa. Ma so pitbull pura biasa appena e poi non mossene. I dimos di questo pitbull mossete o appedate e via, tanto poi anche vedere appedane. Da Chiusa, in politica di carattere generale, perse 600 milioni nell'export. Il Made in Italy agroalimentare in calo del 10% nei primi 7 mesi dell'anno. Grazie a Soldazio de Samico De Meloni. Sono 600 i milioni di euro persi nell'export di beni agroalimentari verso gli USA, mettendo a confronto i dati da gennaio a luglio di quest'anno con i primi 7 mesi del 2024 e l'analisi dell'ufficio studi di CIA Agricoltori Italiani su dati Istat. Le spedizioni agroalimentari Made in Italy sono in calo per il secondo mese consecutivo. Nel mese di luglio la riduzione è del 10% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. I numeri confermano dunque il rallentamento che ha caratterizzato l'aumento delle vendite delle produzioni agricole e alimentari, l'andamento, delle vendite delle produzioni agricole e alimentari italiane negli Stati Uniti, dopo l'annuncio dei dazi dell'amministrazione Trump. Come tocca da dire, però è chiaro che sono minimata salvendita, però è aumentato il valore, insomma, a Saine questo prodotto viene impaccato del Pruso, quindi tocca lì poi sul bilancio totale di come è andata a finire. Devo dire comode le politiche internazionali, aerei russi violano lo spazio estone e vengono respinti da F-35 italiani. E questo viene un pacco, però rispondere al tutto quotidiano, tutto quotidiano, chiamiamolo come te chiediamo, insomma, in un banana che sono droni e non sono stati mandati da essa Russia in russo, è vero, ma
hanno deviato sul cammino che avevi disturbato verso l'intercettatore ucraino. Come non riesco a commentare la boccare a travaglio con questo aereo, evidentemente viene sospilota e magari hanno subito una pressione psicologica. Chissà, magari da qualche no, media europeo e ucraine hanno volato per 2 minuti in loco che non fitti e solo. E intanto però per il miracolo di San Gennaro, pochi vi credete, nel segno di Gaza, San Gennaro è stato che bestia Gaza, che sono anche un genocidio, quindi ha fatto il dovere suo, sorto su Zambera, ha dato il contributo suo, canto servata, non si schiti ma. L'arcivescovo Israele fermati, manifestazioni e proteste in tutta Italia. Il sangue di San Gennaro e il sangue dei bambini palestinesi posto idealmente accanto all'ampolla che conserva quello del patrono di Napoli. E nel segno di Gaza il miracolo di San Gennaro, che anche ieri mattina si è ripetuto nel Duomo di Napoli nel giorno della festività del 19 settembre, una delle 3 date dell'anno in cui è atteso il prodigio. Nella chiesa cattedrale piena di fedeli, già dalle primissime ore del mattino alle 10:07 l'abate della Cappella del Tesoro, Monsignor Vincenzo De Gregorio, ha annunciato dall'altare che all'apertura della cassaforte la reliquia è stata trovata completamente liquida, quindi manco vabbè capito bisogno della chigliare può la rendere liquida. La gioia dell'evento, per l'evento, miracolo ha lasciato presto spazio alla commozione per le parole dell'arcivescovo Monsignor Mimmo Battaglia, che è un metaforo interessante, che ha dedicato gran parte della sua omelia alla strategia in corso nella striscia, alla strage, alla tragedia in corso nella striscia di Gaza in Ucraina e in ogni terra ferita dove la violenza si crede onnipotente e invece è solo rumore che però ha che male e quiete. Ritorna Pontida, intanto Salvini che si chiede interpretare la figura sua, omaggio a Kirk, sono attesi anche Bardella e Bolsonaro, compagni di merende, raduno leghista, liberi e forti è lo slogan scelto per l'evento di oggi e domani. Mighi russi in Estonia, respinti dagli F-35 italiani, intercettati dai caccia dell'aeronautica sul Baltico. Il governo di Tallinn chiede una consultazione NATO, Estonia, il governo di Tallinn, il Cremlino è tornato a sfidare l'Europa, testando di fatto le capacità di risposta del suo fianco orientale. 3 mighi russi sono entrati senza autorizzazione nello spazio aereo dell'Estonia a radio spenta, costringendo 2 F-35 italiani impegnati nella sorveglianza NATO del Baltico ad alzarsi in volo per intercettarli e respingerli. Ecco, questo scampero del suo orientamento quasi che è morta la radio. Travaglia già buscato già li scusa. Colloquio. Il presidente USA: abbiamo fatto progressi su molti temi. Ita colloquio con chi? Kim Xi Jinping, ita colloquio Trump. E quindi sono ponendo di accordo una cosa mia, una cosa tie, e quindi si piccare a Taiwan. E cioè praticamente dell'invadere e l'annettere assassina. Donald Trump e Xi Jinping si sono sentiti, hanno compiuto progressi su TikTok e hanno deciso di incontrarsi faccia a faccia per la prima volta nel 2019. Dal 2019 i due leader si vedranno prima all'APEC in Corea del Sud alla fine di ottobre e poi in Cina, dove il presidente americano volerà
all'inizio del prossimo anno. Una visita negli Stati Uniti di Xi Jinping sarà al momento appropriato, ha poi annunciato il presidente americano. Abbiamo compiuto importanti progressi su molti temi, incluso il commercio, la necessità di mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina e l'approvazione dell'accordo per TikTok, ha scritto il Tikkun sul suo social Truth, è stato inventato un social, poi non so chi è Bilata, lo giornalista può controllare it scrivete, custatelo. Trump. Bene, in questo terminiamo, scusate, mi chiedo avanzate in qualche battuta, ma è troppo forte, il clima è scusso, insomma, e dunque a qualche cosa ti dicono, i tebati sa scommento, ci accudui, nella Roma ladrona, giù le mani del rally, gli strati della Sardegna sono i migliori d'Italia, oltre ai panorami, mozzafiato, certo è vero, ha detto Reione, Ciriaco, praticamente spostando anche Zurelli e su Lazio e sta lo sa chi scorrere, e sa strada asfaltata da Onorelli, che ne provare, i Terelli, este, mi dimando. Esatto, speriamo che se lo dimandano in pulisco. Ponimo la sigla e tancatura, vediamo della azzeccare, si lavora azzeccare, giusta. E nos salutiamo. Bene, a mezzo vedere, buonanotte da BTTV e mezzo a casa.